Il fotografo e videomaker di Racalmuto Andrea Sardo ha creato una particolare app unica nel suo genere che consente ai fotografi di creare e gestire gallerie fotografiche interattive per i propri clienti, indispensabile in questo periodo per i noti problemi dovuti alla pandemia. Si tratta del primo gestionale per fotografi all in one. Le interviste. Che abbiamo realizzato un software ottimo per lo smart working e la cosa ancora più curiosa è che l'abbiamo lanciato a gennaio e a marzo la pandemia ci blocca tutti a casa, quindi i nostri clienti fotografi hanno avuto la possibilità di continuare la loro attività, quindi non fermarla e poter gestire i loro servizi fotografici con i loro clienti comodamente da casa, perché appunto grazie a questo software si può interagire con le fotografie e quindi si può comunicare, ma soprattutto si possono effettuare anche i pagamenti allo studio fotografico e quindi si può annullare il contatto fisico e molti fotografi si sono abbonati, abbiamo avuto un flusso importantissimo di registrati proprio per non bloccare l'attività in un periodo in cui sembrava impossibile lavorare. Siamo veramente felici dei risultati ottenuti perché in un anno siamo riusciti a raggiungere più di 4 milioni di upload e circa 2000 fotografi registrati, quindi un numero veramente molto importante che penso che senza questa pandemia ci sarebbe stata molta più distrazione nel sposare un software e quindi conoscerlo bene, perché il tempo ci ha permesso di farci conoscere in maniera molto dettagliata. L'app inizialmente l'avevo realizzata solo per l'azienda di Andrea e quindi era un'app molto semplice da realizzare. Poi quando abbiamo fatto il salto abbiamo deciso di realizzare quest'app a livello globale, l'incoscienza diciamo, ci ha portati a sottovalutare, sottostimare la complessità che ne sarebbe derivata. Però grazie alla passione e alla nostra voglia di realizzare un'app nostra e di imporci anche a livello nazionale, a livello mondiale con la nostra app, ci ha portati a conseguire questo enorme risultato che abbiamo ottenuto.